Il Ligorna è la squadra delle contraddizioni. Dietro l'ottimo sesto posto in classifica si cela infatti un ruolino di marcia casalingo da zona retrocessione. La squadra di Mazzocchi in completo nero ha infatti ottenuto fra le mura amiche di Molassana solo 6 dei suoi 21 punti. Il Genova Calcio divisa biancorossa vuole invece allungare a 4 la sua striscia di vittorie consecutive per agganciare in classifica proprio il Ligorna. Occhi puntati sul bomber degli ospiti Matteo Rossi, che vuole festeggiare a suon di gol la nascita della figlia Emma. Rossi è particolarmente ispirato e al 7° minuto serve sulla corsia mancina la corrente Pelosi, che chiama Giorelli al primo intervento. Ancora Genova Calcio col gran tiro da fuori di Donato, Giorelli che la toglie dall'angolino e si supera sulla ribattuta ravvicinata di Memoli. Il buon avvio degli ospiti si concretizza al 21° quando Gazzano su punizione trova Rossi sul primo palo, che si gira e sigla il suo 7° centro nell'angolo più lontano. Davvero il miglior modo per festeggiare la paternità e Genova Calcio in vantaggio. Ancora Rossi in stato di grazia, un minuto più tardi riceve un cross in aria con un sinistro terrificante e fa tremare la traversa. Bisogna attendere la mezz'ora per assistere a una palla gol per il Ligorna, ma è davvero nitida. L'invito di Roselli a eludere il fuorigioco per Arnulfo è perfetto, ma la punta calcia clamorosamente alto. Il Ligorna cresce alla distanza e cerca di impostare con meno frenesia le sue trame d'attacco. La deviazione sulla botta al volo di Cilia crea un'occasione per Liguori, ma la sua conclusione è nulla più di un alleggerimento verso Grosso, complice anche il ritorno di Majorana. Ma al 40° nel miglior momento del Ligorna, giù il cappello per la magia di Gazzano, una sassata imparabile che si infila sotto l'incrocio e taglia le gambe ai padroni di casa. 0-2, niente male per il centrocampista, un gol e un assist oggi. Se il gol di Gazzano ha tagliato le gambe al Ligorna, al 3° minuto di recupero il match rischia di andare già in archivio. Memoli su punizione disegna una traiettoria splendida a scavalcare la barriera sulla quale Giorelli può ben poco. Sono 5 i sigilli stagionali di Memoli e il primo tempo termina con un 3-0 che racconta ampiamente della superiorità schiacciante del Genova Calcio. Con le immagini e il montaggio di Daniele Orlandi passiamo a una ripresa che il Ligorna inizia col giusto atteggiamento e bussa alla porta di Grosso con Capitan Cilia, ma nel suo tiro c'è solo la potenza. Ligorna anche sfortunato quando Romei, appena entrato al posto di Liguori, doma un cross non facile e la sua girata di collo pieno colpisce il palo alla destra di un Grosso battuto. Poco dopo si rivede la Genova Calcio con la staffilata dai 25 metri di Bevegni controllata a terra da Giorelli. È un conto aperto quello fra Bevegni e Giorelli. Sulla conclusione dal limite del numero 7 ospite il portiere riesce ancora a salvarsi. Dopo un quarto d'ora di predominio il Ligorna all'85° accorcia le distanze con Napello, che angola bene di testa un cross da destra di Termini per l'1-3 che gli vale non più della soddisfazione personale per il secondo gol in stagione. È troppo tardi infatti per rimontare e il match termina 1-3. Con la quarta vittoria di fila un Genova Calcio in gran forma aggancia in classifica il Ligorna. Mura casalinghe ancora nemiche per il Ligorna, che dovrà senz'altro invertire il trend nelle prossime partite se vuole restare in vetta alla classifica.